Terminata una gara tiratissima qui al Dorando Petri di Viareggio, siamo qui con Sofia Sanson, portiere del Trissino, che è subentrata nella seconda parte della gara a Stella Rossato, facendo alcuni buoni interventi, soprattutto perché è stata una partita dove il Trissino ha dominato con tanto possesso palla, no? Ed è sempre più difficile intervenire sulle azioni degli avversari quando si è freddi, giusto Sofia? Due bei interventi, uno di casco lo vogliamo sottolineare. Com'è stata la tua partita? Bella, ho avuto ansia quando sono entrata perché non me l'aspettavo sinceramente, però devo dire che me la sentivo giusta e ho fatto quello che dovevo. Ha fatto veramente bene, non si vedeva questa ansia, anzi si vedeva sicurezza, eri sicura su tutte le palle, hai organizzato la difesa, quando c'era da chiamare la chiamavi, il mister ti ha dato fiducia e per questo te lo sei meritato. Ora, dopo questa gara, vi aspetta un finale molto avvincente, quindi come pensi che andrà questo finale di stagione? Beh, sicuramente noi come squadra ci impegneremo, continueremo ad allenarci per appunto arrivare a vincere e il nostro obiettivo appunto sarà vincere. Bene, in bocca al lupo a Sofia e alla squadra del Trissino che si sono ben comportate in questa gara e grazie di tutto e buona continuazione. Grazie a te.